Agrigento conquista la maglia nera con il 57,4%, risulta ultima in classifica tra i 114 capoluoghi di provincia rispetto alla tassazione che grava sulle imprese. Emerge dall'osservatorio sul fisco della CNA, Comune che vai, fisco che trovi, giunto alla sua 7ª edizione. Lo studio prende in esame in particolare le addizionali regionali e comunali sul reddito, l'IMU, l'imposizione per raccolta e la gestione dei rifiuti. Questo primato negativo, affermano i vertici provinciali della CNA, trova terreno fertile laddove è minore l'efficienza della gestione e della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Il nostro territorio sotto questo aspetto vive certamente una condizione profondamente deficitaria, aggiungono il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto della CNA di Agrigento, che penalizza ulteriormente il nostro fragile tessuto socio-economico. Tradotto in soldoni, ad Agrigento un'impresa è costretta a lavorare 210 giorni per pagare le tasse. Solo a partire dal 28 luglio l'imprenditore o l'artigiano potrà destinare i propri guadagni per soddisfare le esigenze personali e quelli della famiglia. Il Tax Free Fay, evidenziano Di Natale Spoto della CNA di Agrigento, arriva dunque alla fine del 7° mese, che introduce alle ferie agostane, in cui ovviamente tutto tace e niente si muove. Siamo di fronte a uno scenario drammatico che, se mai fosse necessario, denota come fare impresa dalle nostre parti sia veramente complesso e complicato, se si considerano anche le pesanti criticità legate ai collegamenti. La CNA di Agrigento, concludono i responsabili Di Natale Spoto, lancia un accorato appello alle varie amministrazioni pubbliche, alle istituzioni locali, affinché siano concretamente alleate di chi ogni giorno con grande coraggio e fatica decide di alzare la saracinesca. L'elevata tassazione rappresenta un vincolo alla crescita d'impresa. Non va dimenticato che le micro, le piccole e medie imprese sono l'ossatura della nostra economia e senza di loro non potrà esserci sviluppo, occupazione e benessere.